Quinta corsa, 1 miglio per soggetti di categoria CD, in 5 dietro le ali dell'autostart. Lo schieramento: 1 Diva Indal, 2 Crystal Dancer, 3 Dolomite WWF, 4 Capitan Cash LP, 5 Bandito Ben. Favori per Capitan Cash LP numero 4 Roberto Vecchione, macchina che lancia i concorrenti e c'è subito il colpo di scena della rottura di Capitan Cash LP e anche quello di Bandito Ben, così tutto facile per Dolomite WWF, che va a condurre nei confronti di Diva Indal e Crystal Dancer. Si rimettono lontani gli altri due. E così se ne vanno i primi 200 metri di gara con Dolomite WWF che senza particolare sforzo si ritrova al comando e ora può anche graduare, perché gli altri sono rimasti a una trentina di metri in partenza e ora cercano di recuperare gradualmente. 400 iniziali intanto in 29,6 e c'è la progressione di Bandito Ben, la cui scia sarà presa sicuramente da Capitan Cash LP. Dalla corda restano invece Diva Indal e Crystal Dancer. 45,3 il passaggio di 600, piano ma neanche troppo per Dolomite WWF, che arriva così al passaggio davanti alle tribune, sempre tallonata dalla pariglia Diva Indal e Bandito Ben, poi un'altra pariglia con Crystal Dancer e Capitan Cash LP. 59,6 per gli 800 iniziali, metà della penultima curva superata, si arriva al chilometro che Dolomite completa in 1,14,4, c'è stato un 14,8 di frazione, ora Bandito Ben all'esterno, prova a sopravanzare Diva Indal, intanto c'è lo scatto di Capitan Cash LP che scatta come un fulmine all'esterno di Dolomite WWF, nonostante i tanti metri regalati in partenza. È lì a contatto a 300 dalla conclusione. Dolomite allunga ancora però, parziale in 13,9 e ora ancora un altro 13,9, ma Dolomite tranquillamente al comando riesce a controllare un comunque valoroso Capitan Cash LP che finisce al secondo posto. Al terzo è Crystal Dancer che batte Diva Indal 1,12,8 con 27,8 a chiudere dopo un 28,7 di penultimo quarto. Impressione davvero di forma al top per Dolomite WWF, ma grande corsa di Capitan Cash LP che nelle frazioni più svelte ha guadagnato terreno su Dolomite per poi arrendersi in retta d'arrivo e non guadagnare più nulla, ma Dolomite ha chiuso veramente fortissimo. Maurizio Cheli dunque in salti a Dolomite WWF raddoppia il successo ottenuto mezz'ora fa con Fin di Girifalco, questa volta per conto di Massimo Trevellin e del signor Remigio De Faenza.